Anche quest'anno per l'edizione 2025 di Casius una presenza importante, l'Associazione degli Allevatori del Veneto è qui con l'angolo riservato agli animali e noi andiamo a sentire al nostro microfono Floriano De Franceschi, presidente di ARAV. Floriano De Franceschi, presidente di ARAV, una presenza importante la vostra qui a Casius. Avete portato gli animali che solitamente sono in stalla o al pascolo. È doveroso portare gli animali su una manifestazione del genere, una manifestazione di formaggi dove però dobbiamo ricordare a tutti che il latte è prodotto dagli animali, quindi ben si connota questa partecipazione. Ieri fra l'altro nelle premiazioni sentivo parlare volentieri del continuo miglioramento della qualità dei formaggi e quindi per noi è un motivo anche di orgoglio, perché il lavoro nostro, come sapete, su un'organizzazione tecnica e passa attraverso il nostro laboratorio circa il 75% del latte del Veneto, quindi capirete che sentire dire che i formaggi stanno comunque migliorando in qualità è come dire che stiamo lavorando nella giusta direzione. Importante il ruolo di ARAV anche nella formazione con gli incontri tecnici. Sì, con l'assistenza tecnica, col contributo regionale stiamo aprendo come ogni anno, possiamo dire, insomma, una parte di assistenza tecnica dove gireremo un po' le province per continuare a fare assistenza tecnica e formazione sempre di più anche oggi che sapete che sta parlando del latte crudo, della pulizia delle stalle, tutta questa dinamica, quindi la affronteremo in maniera un più da vicino per fare una continua formazione che è giusto fare anche ai nostri allevatori.